Abbiamo proclamato il lutto cittadino appunto per riconoscere questi grandi meriti, questi doni che Alberto Zamperla ha ricevuto e poi ha moltiplicato e portato in giro per il mondo. Ricordo il signor Zamperla con grande affetto, già presidente di Gardaland per una ventina d'anni, quindi ho avuto modo di poter collaborare personalmente con lui e quello che diciamo impressionava era proprio lo sguardo al futuro. L'ultima volta l'ho visto il 4 luglio a New York, che si era festeggiato assieme, insomma, una persona simpatica anche fuori dal lavoro, insomma, per quel poco che lo conoscevo fuori dal lavoro, una persona diciamo tranquilla, simpatica e socievole, insomma, era uno di noi, insomma. Ho conosciuto il presidente per 33 anni, persona meravigliosa perché era disponibile, era come uno di noi e faceva veramente, come diceva lui, il gioco di squadra. Lo posso solo ringraziare e onorato di aver lavorato nella sua azienda. È una persona, uno di noi, una persona, un amico. Lui per noi era veramente il fulcro, era il promotore di certe iniziative. Nel lato umano ci hanno sottolineato i dipendenti, no? Un volto umano, una capacità. Ah sì, certo. Fuori dal comune? Fuori dal comune. Lui ha visto anche le testimonianze da parte della gente, era vicino a tutti, era vicino ai deboli, era vicino alle persone bisognose.